Allora, qua abbiamo le acciughe salate. Come vedete questo è un contenitore all'antica di terracotta, lo chiamavano baraluocco. Praticamente si salano, questi sono stati salati l'anno scorso e giustamente ora siamo al momento in cui si devono pulire per degustarli, perché dopo un anno già sono abbastanza cotte. Ecco, queste ora vengono lavate, viene tolta la pelle e poi viene sfilettato. Va bene? Ora mia mamma procederà a questa lavorazione. Pulitura. Vediamo come vengono pulite quindi le acciughe. Ogni acciuga deve essere lavata, magari qualcuno poi contesterà questo metodo, ma intanto l'acciuga si deve lavare perché è abbastanza carica di sale, se no la pressione arriva a 300 e allora si deve pulire, deve essere abbastanza leggera. La pellicina, intanto quando sono state salate, se vedete è stata tolta la testa e l'acciuga si toglie la testa, rimane solo la lisca centrale, perciò si toglie la pellicina, si toglie la lisca centrale e rimane il filetto integro ed è bellissimo così. Però ci vuole il lavaggio con un po' di acqua, Con ci l'acqua vuole. corrente. Con l'acqua corrente ci vuole, come Quindi vedete. signore dobbiamo lavarle una a una. Sì, sì, uno a uno si devono lavare. Quindi ci serve un coltello. E acqua corrente. E acqua corrente. Che l'acciuga dopo circa un anno è molto carica di sale, diciamo all'interno e anche all'esterno, ma la parte esterna almeno deve un poco essere eliminata, è troppo salata, diventerebbe troppo salata. Queste sono state quindi conservate lo scorso anno. Lo scorso anno, sì. Come sì. vengono conservate? E conservate praticamente sotto sale, vengono intanto pulite, qua noi li puliamo prima di salarle con l'acqua di mare. Viene tolta la testa e il termine quando si toglie la testa si dice si devono scapuzzare e poi si mettono al suolo nel baraluocco oppure in una latta, sempre mettendo uno strato di acciuga e uno strato di sale, sempre nel verso sempre opposto, a incrocio, si devono incrociare, capito? E poi alla fine si deve mettere un peso di una pietra di circa 2 kg. Calcolate che in 24 ore già perdono più del 30%, perciò una lattina d'acciuga o un baraluocco praticamente per arrivare a essere pieno si deve caricare almeno 2-3 volte, 2-3 giorni, deve essere sempre rimpinguato, ricaricato, perché va sempre in pressione e l'acciuga perde tutti i liquidi, perde giustamente. E poi si deve tenere sempre I luoghi freschi. i luoghi freschi perché se parliamo di un baraluocco che non ha chiusura ermetica deve essere sempre presente la salamoia. La salamoia è composta da acqua e sale, diciamo, perciò deve essere l'acciuga sempre umida e deve stare pure in un luogo fresco. Se parliamo di lattine, quelle già che vendono confezionate e sono chiuse ermetiche, diciamo l'acciuga può rimanere tranquillamente pure un anno e mezzo, ma con questo sistema sempre l'aggiunta di salamoia. Una volta uno prende 2-3 suole di acciughe ci deve essere sempre la salamoia con un peso più leggero, il coperchio ci deve essere sempre, luogo sempre fresco, se no si asciugano e seccano, se seccano finito non si possono più mangiare. Che sale utilizziamo? Questo è sale siciliano, sale marino, però è il sale grosso che è tipico proprio per salare il pesce azzurro. Signore, ci vuole molta pazienza. Sì. Queste acciughe le possiamo utilizzare in tante ricette. E soprattutto fare le bruschette. I cardi in pastella abbiamo fatto in Ci mettiamo precedenza. anche pure dei pezzettini che ci danno un altro gusto. Le un po' frittelle particolare. che tipo sfinge che ripiene con le acciughe, eccezionale, molto carnoso. Ecco, quando si sanno conservare bene, e un'altra particolarità qual è dell'acciuga? Quando si salano, intanto devono essere acciughe locali che non hanno contatto con ghiaccio, pesca giornaliera notturna, e possibilmente quelle che noi prendiamo sono le acciughe pescate all'alba, perché quelle di prima sera ad alba c'è tanta differenza, l'acciuga di alba è viva,
quando arriva sbarcano le acciughe all'alba e subito si salano, guardate che rimane l'acciuga molto carnosa, dura, e questa può durare circa 1 anno e mezzo, 2 anni così. Vedete che ancora è perfetta l'acciuga dopo 1 anno, perché erano acciughe pescate all'alba, molto carnose. Quindi vanno salate subito dopo essere state pescate? Subito, viene tolta la testa e subito deve essere salata, subitissimo, in mattinata. Però è importante che noi laviamo quando si puliscono e si toglie la testa, vengono lavate con l'acqua di mare. L'acqua dolce all'inizio non deve essere usata, tutto salata, acqua salata. Oggi invece no, oggi ha bisogno per forza dell'acqua dolce per la pulizia dei filetti, per eliminare il sale. Perché il sale è un conservante, ma quando è troppo, diciamo, non si possono mangiare quando sono troppo salati. È un po' la stessa cosa che avviene per i capperi. Sì, i capperi è la stessa cosa, si devono lavare obbligatoriamente, se no è troppo. Sono una maestra per pulire le acciughe. Complimenti. E allora, facciamo vedere esattamente come le puliamo. Si prende l'acciuga, Acciughe sotto il rubinetto, sempre con l'acqua, un coltello e pulirla dall'esterno, aprirla piano piano perché l'acciuga è molto delicata. Ecco il filetto. Ancora ne facciamo un'altra. E ancora diamo una spruzzata di aceto e poi li condiamo. Ecco, una spruzzatina di aceto e basta, e poi non si mette più niente. Ora devono essere condite con l'olio, origano e peperoncino. Appena abbiamo lavato le acciughe e ora si passa a condirle. Quindi vengono tutte sistemate nel Tutte piatto. sistemate nel piatto. c'è tanto lavoro dietro, quindi la preparazione. Abbastanza. Da quanti anni? Quando è stata la prima volta che ha pulito le acciughe? Era piccola? Da tanto tempo, non mi ricordo più ormai. Quindi anche prima di lavorare al ristorante facevo questa attività in cucina? Sì, in cucina, sì, per uso familiare li facevo, certo. Ora li facciamo al ristorante. Mio nonno li pescava e li salava pure lui stesso, perciò a casa nostra l'acciuga non è mai mancata, l'acciuga salata c'era sempre. C'è stata sempre. Sì. Anche mia nonna era brava Brava. a pulire, mia nonna, e mia mamma ha ereditato questa passione pure, questo metodo. Ecco, una volta in famiglia si lavorava tutti nel settore anche della pesca, c'era chi andava a pescare, poi in casa c'era chi si occupava Sì. appunto della conserva, ma anche della Noi, preparazione dei mio piatti. nonno, grande pescatore, portava tanto pesce a casa e mia nonna poi lo lavorava, diciamo, sia giornaliere, ma era brava anche a fare le conserve, dall'acciuga salata al tonno sott'olio, diciamo, era molto brava, ecco. Ok. Che si deve saper Dopo questo cucinare il pesce. passaggio mettiamo un po' di peperoncino, poco, non esagerare, un po' di origano e poi per ultimo l'olio. No, mai. Ecco,
Ecco, le acciughe sono pronte Olio extravergine d'oliva, olio locale, eh. Guardate che per colore. mangiarle. Queste si possono mangiare così, oppure ora faremo la bruschetta. Naturalmente mettiamo olio di qualità, perché E che sarà quello che darà poi sì. il sapore anche finale a questa acciuga. È importante l'olio è importante, diciamo. E allora adesso prepariamo la bruschetta. Prepariamo la bruschetta, ora chiamiamo Giuseppe Giuseppe. farà del pane brustolito e, e condiremo questo pane brustolito con le acciughe nostre. Giuseppe, allora stiamo. Buongiorno, Buongiorno. stiamo tagliando il pane per preparare le bruschette con queste famose acciughe. Pane casareccio di Tusa, che è ideale per fare la bruschetta, guardate che vengono belle fette, è un pane proprio ideale anche per farlo grigliato. La bruschetta la faremo in due versioni, la faremo semplice e poi la bruschetta la faremo col pomidorino fresco, olio, origano e basilico fresco. Per ora è il periodo di tutti questi ingredienti. Adesso Mettiamo facciamo nella le griglia. bruschette nella griglia, le abbrustoliamo e poi le andremo a condire con le acciughine una parte e l'altra parte sempre con acciughe e pomodorino. Allora adesso abbrustoliamo il pane per andare a fare le bruschette con le acciughine che abbiamo precedentemente pulito e condito. Sì, questo è molto semplice, come avete visto è il pane casareccio fatto brustolito e sarà condito con le acciughe. Questa è una delle migliori bruschette, secondo me, a base di pesce, come aperitivo in un pranzo oppure in una cena è una cosa formidabile. Se uno con il pane caldo è anche bellissima fare una bruschetta, non c'è bisogno di grigliarlo, il pane caldo basta con un filo d'olio. Non ha tempo la bruschetta con le acciughe, è sempre un piacere. Poi come avete visto, dato che le acciughe sono state ben lavate e voglio dire e sfilettate, se ne può mangiare qualcuna in più, non hanno una grande quantità di sale, diciamo, un po' di sale, la maggior parte di sale è stata tolta, diciamo, perciò è un gusto piacevole. Più dolce che salata, direi. Sì, è piacevole, ecco. Quindi leggeriamo così. Devono essere cotte delle fettine da tutte e due le parti, giustamente. Ecco qua, grigliate. Bello caldo, friabile. E queste bruschette sono uno tira l'altro, Qua non se ne mangia una sola, uno tira l'altro, perché è gradevolissima l'acciuga fatta così, Ora vedrete come ben condita sul pane è eccezionale. Noi invece del caffè cappuccino qua c'è la bruschetta con l'acciuga salata, Qualche minutino. Giuseppe, adesso come procediamo? Adesso procediamo andando a mettere l'acciuga sul pane caldo brustolito. Le acciughe già sono condite. Aggiungiamo soltanto un po' di olio a crudo sulla bruschetta. Niente di particolare.
del filetto. Ci mettiamo 3 filetti per ogni fetta di pane. 3, 4, l'importante è che la fetta sia piena. Ricordiamo come sono state condite queste acciughe. Allora, queste sono state condite con olio extravergine di oliva locale, origano, peperoncino e un po' di aceto dopo che sono state pulite. Molto semplicissimo. Semplice ma goloso. È super Goloso. richiesto, è super richiesta questa bruschetta. Piace a tutti? Sì, diciamo che è una cosa che non se ne può fare a meno, una tira l'altra. Questo è sicuramente un buonissimo aperitivo con una bella bruschetta di questa prima di un pranzo, una cena, è ideale. Completiamo? Ideale. Completiamo Apre con- l'appetito, apre l'appetito. Guarda qua che Con un c'è. filo di olio extravergine di oliva e giusto una spruzzata di origano. Spettacolare. E direi che si mangia con gli occhi. Spettacolare.